Buongiorno telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, buona domenica. Siamo rigorosamente in diretta anche oggi per aggiornarvi sul fronte dell'emergenza coronavirus, ennesima domenica di emergenza, ennesima domenica di quarantena, seppure le misure siano state in parte allentate, ma non è e non sarà un liberi tutti. Abbiamo preso la linea dal Duomo di Treviso, dalla Santa Messa officiata dal Monsignor Michele Tomasi, in attesa di collegarci con Venezia e con la Santa Messa del Patriarca Moraglia. Cosa sta succedendo a livello generale sul fronte del coronavirus? In giornata dovrebbe tenersi la cabina di regia coordinata a livello nazionale da Colao. Era attesa in giornata una comunicazione del Premier Conte proprio sugli allentamenti, sulle aperture, ma probabilmente slitterà a domani, c'è chi dice addirittura a dopo domani, ma faremo il punto nel corso della nostra diretta anche con il sottosegretario all'interno Achille Variati. Oggi in un'intervista a Repubblica il Premier Conte è tornato a parlare di scuole, dicendo che la scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. La ministra Azzolina dice sempre: Conte sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale in condizioni di sicurezza. Per quanto concerne poi la cabina di regia, Conte dice che stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, e di ripartenza le imprese ne hanno un'assoluta necessità, come ci stanno confermando in questi giorni tutte le categorie economiche. Per quanto concerne il decreto aprile, si studia invece lo stop al pignoramento degli stipendi, mentre sul fronte politico continua la tensione all'interno della maggioranza sugli strumenti comunitari, in particolare sul famigerato MES. Il Papa questa mattina a Santa Marta ha invece pregato per chi sta soffrendo a causa del virus, in particolare chi sta soffrendo per solitudine e tristezza. Queste le parole di Papa Francesco. A livello internazionale, invece, per dare così una panoramica di quello che sta succedendo anche nel mondo, Boris Johnson, il premier britannico, rientrerà al lavoro dopo un lungo periodo di quarantena nella giornata di domani a Downing Street. In USA non si ferma la strage, non si ferma il contagio. In 24 ore ci sono stati 2.494 morti. I contagi stanno arrivando a 1 milione negli Stati Uniti d'America. Questa la situazione. In Veneto cosa sta succedendo? In Veneto si parla ovviamente di riaperture. In queste ultime 48 ore il dibattito è stato contrassegnato anche dalla nuova ordinanza del governatore Zaia e si sta parlando prepotentemente di scuole materne, perché la Regione, accanto alle scuole materne, agli asili nido, sia pubblici che privati, sta lavorando ad un'ipotesi di riapertura quantomeno del servizio. Per fare il punto di questo aspetto che coinvolge e interessa decine di migliaia di famiglie, siamo in collegamento via Skype con Stefano Cecchin, presidente della FISM del Veneto, la federazione che riunisce le scuole materne paritarie. Buongiorno Cecchin. Cecchin, la sentiamo? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, adesso la sentiamo. Ci può fare un po' il punto della situazione? Entro domani, se non sbaglio, la Regione si aspetta da voi delle osservazioni, penso sul fronte della sicurezza, per poter riaprire gradualmente le scuole materne paritarie. Sì, è stato fatto un tavolo il 23 giovedì, proprio un tavolo regionale, proprio su questo punto, nel senso che sono state invitate, diciamo, le principali associazioni che si occupano di infanzia e prima infanzia, quindi segmento d'età 0-6 anni. Questo alla luce del fatto che c'è una fase 2 a livello regionale che prevede la riapertura delle attività produttive, quindi accanto a una necessità anche dei genitori di avere un supporto
per l'accoglienza e la cura dei minori, dei bambini, c'è ovviamente, ed è stato gran parte dell'incontro anche focalizzato appunto con la Regione, è stato focalizzato sulla necessità dei bambini di uscire dalla bolla, dal guscio domestico, perché ormai sono praticamente 2 mesi che i bambini vivono a casa con mamma e papà. Noi all'interno delle nostre strutture abbiamo per la maggior parte figli unici, perché è così ormai, cioè, i fratelli percentualmente magari valgono il 20% all'interno delle strutture sia degli asili nido che delle scuole materne. Ecco, si è cercato di fare il punto alla luce del fatto che i bambini debbono poter ritornare a una vita normale, una vita di relazione soprattutto con gli altri bambini, con i pari età, e una vita anche di educazione e di crescita integrale. Crescita integrale la si fa ovviamente uscendo anche dalle mura domestiche, all'interno delle quali da 2 mesi a questa parte sono stati confinati. L'incontro in regione quindi è partito da questo presupposto: mettere al centro, focalizzarci sui bambini, sulle esigenze dei bambini di tornare a crescere, perché effettivamente sono stati riscontrati dalle psicopedagogiste, dagli psicologi, dei regressi sulla crescita dei bambini, i quali hanno avuto un naturale, voglio dire, stop o addirittura una regressione rispetto ai progressi che stavano facendo relazionali, riguardo ad esempio anche la motricità stessa, non potendo uscire o uscendo molto poco rispetto a prima. Quindi tutto questo ha fatto in modo di fare il punto sui minori, sulle loro esigenze, e dire che cosa si può fare per andare incontro appunto ai minori e per andare incontro anche alle esigenze lavorative delle famiglie. Ecco, si è pensato di verificare la possibilità, ovviamente in condizioni di sicurezza sanitaria, questo è il presupposto fondamentale, il primo presupposto è la sicurezza sanitaria, di poter aprire in sostanza delle attività socio-educative e ludico-ricreative, quindi non parliamo di scuola, non parliamo di istruzione, è come se anticipassimo in sostanza i centri estivi che già facciamo nel mese di luglio. Li anticiperemo a giugno, se possibile, e ovviamente se possibile anche qui a maggio, non appena ci saranno delle direttive chiare in termini di protocollo di sicurezza nell'accoglienza e nella cura dei bambini, va bene, nella gestione anche sanitaria del personale all'interno delle scuole. Ecco, non appena avremo queste indicazioni, avremo questo via libera, diciamo, da parte della Regione, aspetteremo anche ovviamente un parere necessario anche da parte dello Stato a questo riguardo, e cercheremo di capire se lo Stato darà indicazioni appunto per poter proseguire in tal senso oppure no. A quel punto le nostre strutture sono disponibili per attrezzarsi come hanno sempre fatto, e quindi mettere in campo nell'arco di una settimana, 15 giorni al massimo, una volta avuto il via libera, appunto la necessaria formazione al personale per accogliere i bambini e sistemare la struttura che dovrà accogliere ovviamente un numero di minori, di bambini sicuramente inferiore, perché il distanziamento sociale vuole dei numeri più bassi, va bene? E quindi si tratterà di capire appunto assieme alla Regione, e diciamo la deadline su questo dovrebbe essere la prossima settimana, entro la fine della prossima settimana, la Regione del Veneto, quindi l'assessore Lanzarin, l'assessore Donazzarni, il presidente Zaia ci daranno indicazioni su quello che sarà il modello, diciamo, veneto, il protocollo veneto di accoglienza nel segmento d'età 0-6 anni. Se sarà possibile, a condizioni di sicurezza appunto garantite, poter procedere in questo senso, noi siamo disponibili, abbiamo chiesto questo incontro per fare il punto, per parlare di nuovo di bambini, di minori, per rimettere al centro loro, perché è necessario che continuino a crescere. Quindi check-in, di fatto voi sareste pronti a riaprire le scuole in un'ottica per l'appunto di servizio alle famiglie il prima possibile, già il 4 di maggio sostanzialmente. Il 4 di maggio sarà un po' dura perché entro la fine della prossima settimana ci sarà appunto il modello Veneto, il protocollo Veneto che la Regione dovrebbe appunto editare, dovrebbe far uscire appunto per gestire l'accoglienza e la cura dei minori 0-6 anni, entro venerdì prossimo, al massimo domenica prossima. Dopodiché io credo ci sarà un assestamento anche a livello istituzionale di rapporti che intercorreranno tra la Regione del Veneto e lo Stato in conferenza Stato-Servizi oppure con interlocuzione diretta anche con il Ministro della Sanità eccetera, per capire se appunto questa strada che noi riteniamo percorribile perché l'abbiamo condiviso al tavolo regionale e peraltro la Regione Piemonte si sta orientando in questo senso ormai da qualche giorno, l'Emilia Romagna
noi abbiamo fatto l'incontro il 23, l'Emilia Romagna l'ha fatto 2 giorni dopo, un incontro analogo per capire come riattivare dei servizi nel segmento 06. Quindi noi riteniamo che magari per il 4 e il 5 non sarà possibile proprio per motivi di tempo, di formazione del personale, di sistemazione della struttura, ma una volta avuto il via libera, nell'arco di 15 giorni al massimo, diciamo, le strutture che saranno anche più veloci nella riapertura potranno di nuovo offrire dei servizi ai bambini, ai nostri bambini. Ecco, questo è l'obiettivo, i bambini. Bambini che diceva prima, e anche l'altro giorno lo ha ricordato l'assessore Nazzarino, sono sempre più soli e anche aggressivi, ci dicono gli psicologi, perché questa quarantena li sta provando molto. Sì, è stato riscontrato sia da telefonate delle mamme in particolare verso le coordinatrici, le psicopedagogiste delle nostre strutture, sia anche tramite altri canali. In sostanza i bambini stanno soffrendo, non è facile stare a casa, vengono meno quelle routine educative che sono fondamentali per la loro crescita, quelle regole puntuali che sono fondamentali nella loro crescita e che trovavano all'interno dei servizi educativi prima infanzia, quindi asili nido, sezioni primavera e nelle scuole materne. Ecco, venendo meno tutto quel tessuto di relazione educativa e di crescita, è ovvio ed è assolutamente naturale e umano che il bambino possa avere, appunto, subire degli stop, se non addirittura regredire, quindi magari anche sviluppare degli atteggiamenti di confronto, di incapacità di gestire i no dei genitori o comunque le indicazioni dei genitori. Il bambino si ritrova ad avere mamma e papà che prima magari vedeva al mattino, alla sera, perché bisogna dirci anche queste cose qui, e magari il sabato e la domenica, se li ritrova a casa sempre. Ecco, è un rapporto che è stato rimesso in piedi, completamente nuovo, non solo per i bambini ovviamente, ma anche per i genitori. Davvero ci siamo ritrovati a fare da padri e da madri full time. Certo. Ecco, questo non è stato facile per noi, figurarsi per i bambini. Prima si parlava di qualità del tempo trascorso con i propri figli, adesso il problema è la quantità, paradossalmente. Proprio così, nel senso che a volte i bambini, dalle telefonate che sono intercorse appunto da parte dei genitori che chiedono una mano, chiedono aiuto a sportelli anche psicologici che abbiamo messo in piedi e attivato, confessano che spesso lasciano davanti a uno schermo, magari uno smartphone, un cellulare, un tablet o davanti alla TV o davanti a un PC, un bambino appunto piccolo. Certo. Perché? Perché magari lavorano entrambi in smart working, entrambi i genitori, e quindi, tra virgolette, hanno la necessità di far passare il tempo al bambino restando tranquilli e potendo dedicarsi al loro lavoro. E da qui quindi, Cecchin, l'importanza di riaprire questi presidi fondamentali per i bambini e le famiglie, quindi io le auguro buon lavoro, la ringrazio di essere stato con noi, ci aggiorniamo nei prossimi giorni anche alla luce di quelli che saranno i risultati del tavolo regionale. Grazie mille. Grazie. Stefano Cecchin, Presidente della FISM del Veneto. Adesso ci colleghiamo con Venezia per la Santa Messa officiata dal Monsignor Francesco Moraglia. Buona visione.